Questo è un progetto che vuole sostanzialmente fare in modo che la biodiversità dei nostri boschi, la ricchezza di animali, di piante selvatiche che li caratterizzano, possa diventare un brand che possa essere usato per anche promuovere i prodotti e i servizi dei nostri boschi. La vera innovazione è che per la prima volta diamo degli indicatori quantitativi, cioè misuriamo veramente una serie di parametri che ci permettono quindi di dire con un numero sintetico quella foresta ha un livello X di biodiversità. Ecco, questa cosa era stata fatta in vari progetti in modo parziale e noi siamo convinti di aggiungere qualcosa di veramente innovativo mescolando aspetti classici per noi forestali come la descrizione e la struttura con aspetti quali invece il censimento di specie animali e vegetali. Biodelta, delta, la lettera greca delta significa diversità, viene usata sempre per descrivere la biodiversità, quindi biodelta è un modo simpatico per parlare di biodiversità, for sta per foresta, che poi come spesso si scrive così anche negli acronimi dei progetti diventa il numero, da qui ecco, è spiegato anche l'acronimo di questo progetto che ha la lettera 4 dentro.